colore scrostato a pochi mesi dall'ultima verniciatura, ragnatele onnipresenti, graffiti vecchi e nuovi. E ora pure i bisogni dei cani. Non c'è pace sul Ponte Vecchio, dal quale arrivano una bordata di segnalazioni da parte di bassanesi e turisti. Si parte appunto dalla vernice per arrivare alla pipì dei cani e in mezzo c'è una situazione piuttosto spiacevole per il monumento. Ma mettiamo in fila i fatti. A novembre dell'anno scorso c'era stata segnalata una situazione piuttosto grave della vernice del ponte, che si presentava in più punti scrostata e malmessa. Erano subito arrivate anche le frecciate della precedente amministrazione, che aveva suggerito come le screpolature potessero essere dovute a una mancata manutenzione. Vernice scrostata sul Ponte Vecchio poco dopo più di un anno, Zonta annuncia nuove tinteggiature. Vernice scrostata e ragnatele sul ponte indignano i turisti e spunta un nuovo atto vandalico. Ponte Vecchio scrostato, l'ex assessore ai lavori pubblici dice non hanno letto bene le istruzioni. Ne era nata una diatriba con l'amministrazione comunale, dalla quale avevano fatto sapere che la vernice era stata espressamente indicata dalla sovrintendenza. In ogni caso erano partite a dicembre le operazioni di pulizia con la tinteggiatura delle parti scrostate. E oggi siamo da capo con il rosso sbiadito che si è ormai polverizzato, per non parlare delle ragnatele e dei ricordi lasciati in grande quantità dai cani a passeggio sul ponte e nelle aree immediatamente adiacenti. I bassanesi ci hanno segnalato una situazione vergognosa sotto questo profilo e siamo andati a dare un'occhiata, trovando effettivamente parecchi segni del passaggio di cani piccoli e grandi sul monumento nazionale. Ma, come ci è stato detto più volte dal comune di Bassano, ci sono le telecamere e basterà dare un'occhiata ai filmati del sistema di videosorveglianza per verificare chi non ha pulito dopo il passaggio del proprio amico a quattro zampe. Per tutto il resto, ovvero per tutti quei piccoli movimenti che interessano il ponte nel corso del tempo, c'è l'altro sistema di videosorveglianza, un accuratissimo software in grado di registrare anche le variazioni millimetriche cui il ponte, creatura in gran parte di legno e quindi viva e a volte pure vivace, è sottoposto a causa del cambio di temperatura, umidità, cambiamenti della brenta e molto altro ancora.